Ma li senti che applausi? No. Ma li senti? Aspetta, la posso cantare una canzone? Applausi di gente intorno a me. Che non c'è, assolutamente. Applausi, ma che cucina è? Applausi Dura per molto? Totino e Desiree. Ah, bellina, Applaudi però, dai. ancora, applaudi ancora. Picciotti che come mi vengono finito, ragazzi? così. No. Salve a tutti, benvenuti nel nostro Benvenuti, pirogramma. programma. Il nostro pirogramma. Bentornati. Bentrovati, bentornati. Sì. E ti mando i saluti Di chi? vivissimi Sì? di Sì? Jean-Paul Gaultier de la Fanson. Ah, che è lo stilista? No, è uno chef francese che fa piatti di moda, per questo si inizia Jean-Paul Gaultier de la Ma Fanson. Jean-Paul Gaultier è il nome della dello Fasson, stilista della francese. Fasson. Ma della E fa- Fasson cosa? Che ha visto le mie ricette, il mio programma e ha detto sei veramente bravo. Dice certo, quella che ti sta accanto, comunque sorvoliamo. Posso non salutare la camera che ci sta No, perché inquadrando? tu cambi argomento, mi E lanci anche delle l'altra? frecciate e poi cambi e argomento. le nostre camere Vedi dei come primi fa? piani Sì. è quella dell'artrosi cervicale Sì. e poi Ah, Amica! Piccirina, che Come si bellina, fa? che bellina. E chi è che ci toglie da tutti i malanni? Lo zio Gianni, Lo zio ragazzi. Gianni, Salutiamo sempre lo lì zio che non si Gianni, muove. sempre pelato, Che sempre qua. l'ho sognato stanotte e me l'ha ripetuto. Ma Che ha come ci detto? combatte con quella? Ma non è vero, ma lui Così mi adora. ti ha lo chiamato zio Gianni. quella. Ma non è vero, mi adora. Invece con te, secondo Bene, me. oggi la puntata sarà. Dai. Se io ti dico amare, Amare il verbo. no amare. Amare il prossimo, bello. No, amare. Il sentimento. Guardami. I miei figli. Guardami. Amare. 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 Amare, cosa è amare? Amare. Faremo dei piatti con verdure amare, come dice il proverbio? Amare a cucincappa. No, questo No. è quello bello. Cosa? Cose amare, tieni le care. Brava, perché Cose tutto amare, ciò che in amaro fa siciliano, bene. tieni le care, sì. Allora, oggi faremo un primo a base di cavolo nero, Sì. cavolo cerde, Ah, questo è il fungo, ti ricordi? favette, Sì? e una bella pasta spezzata e un po' di pecorino romano. Bella, mi piace, ragazzi. Cominciamo bella. col preparare Sì. la bella fornarina. Dai, Mettiamo questo. dai, allora. Mettiamo qua. Tegame. Accendiamo. Ma andiamo avanti. Sì. Ci siamo portati avanti che ci siamo fatti un bel SCC. L'abbiamo, cos'è, un medicinale? SCC, cos'è? Ah, vabbè, sedano carota e cipolla. Brava. So, ormai lo so. Andiamo a una mettere battuta. qui così. Così. Poi Poi? prendiamo dall'olive oil. Tieni a te. Evo, nonché extravergine. Un olio extravergine, sai com'è? Com'è? Così, si vergogna un po'. Sì. Diciamo così. Vabbè. Ve lo fate un primo piano Poi- sull'olio extravergine, Sì. per favore, dai. Vediamo com'è? Com'è l'olio extravergine? Così? Sì. Ah, vabbè. Allora, poi andiamo a prendere dell'acqua che ci Un po' occorre. di acqua. Ci prendiamo una bella caraffettina di acqua. Sì. Mentre il soffritto soffre, Sta soffrendo. sì, lo allarghiamo un pochino e andiamo a mettere le fave che come vedi non le ho messe a bagno. Niente? E si possono Le fare metto, così? Certo, le metto così senza fare cadere tutte queste. Vabbè, niente, può succedere. Così. Le mettiamo Queste- qui. No, le mettiamo qua e le mettiamo. Allora, E andiamo a dare una oggi in un gergo Una molto tostata, una tostata. In un gergo molto utilizzato oggi si chiamerebbe una risottata. una Ma lasciamo risottata. stare, noi facciamo così. Facciamo prendere il buon sapore dell'olio, non mettiamo sale, No, che no. all'inizio potrebbe indurirle. No, poi i pori, Così, l'acqua, le cose. esatto. No, quindi niente sale. Dopo che abbiamo un bel calore, Sì. senti come sfrigola, aggiungiamo l'acqua. Aggiungiamo un po' d'acqua. Senti, così. Quindi le tostiamo prima un Così. po', E le poi risottiamo lasciamo un sì, po'. prendendo un bel convoglio. Cos'è il convoglio? Ragazzi, è il coperchio. E in Coperchio dialetto come si chiama? Ma non c'entra. Il convoglio è il treno. Convoglio. Convoglio. Convoglio in italiano diventa convoglio. No, è coperchio Ma in sì, italiano. convoglio, dai. E intanto lui va. Bene, e allora lui va. Adesso che Lui va. facciamo? Adesso noi andiamo a prepararci le verdure. Dai, le verdure, Che quella le verdura verdure tut- che abbiamo tutta riccia. rigorosamente non pulito. No, ma è bagnata, l'hai Che noi- lavata che questa c'entra, noi le volta. lasciamo Ma mica sporche. tu. E le Vabbè. andiamo a sminuzzare in questo modo. Vai. Dobbiamo fare piccolo. Come si perché chiama questa Questo è riccia? il cavolo nero. Cavolo verde. Cavolo nero. Cavolo nero. Sì, che poi è verde, ma si chiama cavolo nero, hai ragione. In effetti è così.
Cavolo Guarda verde te, bosco lo chiamiamo, guarda te, ragazzi. Guarda te, guarda te. Non è nero, verde bosco. E intanto così, guarda. Poi prendiamo questo, che sono le cavole cerre, Sì, le andiamo a vivisezionare in questo modo. e li rompiamo pure. Così, le smacioniamo. E ti faccio vedere cosa facciamo, guarda. Prendiamo questa bella triturata di verdura, Sì, così. sì. Andiamo a mettere, questo in francese si chiama le tronces. Le tronze, Che lo dividiamo a metà, perché questo ci darà una consistenza un poco più granitica, un poco più tagliifica, mica la tagliamo. Ecco qua, Metti guarda. anche un po' di dito. Ce lo stavo mettendo, non ce lo mettevo. Questo qui, cosa faccio in questo frammento? Non lo so, ragazzi, Mi vediamo. prendo una padella, Sì, e li salti in padella? Che stai facendo? Padel. Stai giocando a padel? sì, Vabbè, allora, e vado avanti a mettere questa sul fuoco. vai. E metto la verdura così bagnata dalla sua lavatura qui, Sì, senza niente, così. senza niente. Niente, all'inizio niente. Senza niente. All'inizio niente. Così, a secco. Così a secco. Esatto, e andiamo a mettere così. E lei va avanti. Bello, bello, bello. Bello. Mi serve un altro convoglio perché dobbiamo creare la sicurofarigliatà. Il calore. La sicurofarigliatà. Sì, allora, quindi. Guarda, il covarc. Bene, quindi allora cosa stiamo facendo? Una E pasta. siamo andati in preparazione giusto? delle fave. Le che fave già, stanno vedi, andando, stanno cuocendo. andando. Ora cosa succede? Si ridurrà l'acqua e noi la rimetteremo. E la dobbiamo aggiungere? Appena si riduce la aggiungiamo. mettiamo. Capito? Per cui stiamo facendo un bel prodotto a base di verdure. Verdure, quindi una Le cosa verdure, salutare. Una cosa salutare. Ciao. Che cosa? Che c'entra? Non ci eravamo salutati? Ma no, salutare perché Ciao. ci sono un sacco. Cretino, È bellissima ragazzi. questa Salutare cosa. perché ci sono un Ciao. sacco di. Vabbè. Sana, avanti, sana. Ecco qua, e stiamo facendo questo. Nel frattempo questo prodotto va avanti. Sì. E noi sai che cosa facciamo? No, ovviamente no. Facciamo così, siccome abbiamo detto che il proverbio è verdure amare tiene le care, Sì. esatto, noi abbiamo Le qua- teniamo per noi, ragazzi. faremo Non ve le facciamo assaggiare. due ricette, tutte e due a base di verdura. Bravo. Sì, Quello è il rado. il radicchio. No, perché gli vogliamo bene, lo chiamiamo radicchio, però si chiama rado. Ma che dici, Il radicchio? radicchio Si è perché sempre allora- chiamato radicchio. Sì, quando tu dici a tuo figlio piripicchio, Ma che sì, è il c'entra? diminutivo, allora radicchio è diminutivo perché si chiama rado. Ma non è Diminutivo vero. radicchio. Rado, E che è un ragazzi, radicchio, un piccerino. Vabbè, così. ragazzi. Nel frattempo Allora. questi stanno andando e guarda cosa Non facciamo. metti sempre niente lì? Un po' di sale, Un po' di sale? Vai. a little bit of salt. Sì, Mi prendi un mestolo per favore? certo. Questo va bene? Ma lo senti il profumo? Eh sì, quindi Qui abbiamo del brodo vegetale. di impronta. Che vuol dire brodo di brodo? L'impronta vegetale. Ragazzi, oggi è un livello di battute, oggi dove veramente vengono? che non lo so. Vieni vicino a me, vieni vicino a me, vieni un'amica. Ma oggi di dove ci Non vengono? lo so, ragazzi, da dove gli vengono. Speriamo la finisca da qui alla fine della puntata. Quindi abbiamo il cavolo verde bosco. Il cavolo nero, E quello che cos'è? Quell'altra cavolicetti, che voi li chiamate calicetti. è caliceddi. Abbiamo messo Che il sono brodo verdure vegetale. amare. E andremo a comporre un bel piatto di pasta a minestra con ceci, Mamma cavolicetti. mia, raga, e qui com'è l'acqua? Si è asciugata? qui vediamo se si è Fammi asciugata. vedere. Questo lo rimettiamo qui. Qui vediamo. Si è asciugata, vedi, ci e va un allora po'. aggiungiamo l'altra. Aggiungiamo un po' d'acqua. Aggiungiamo un po' d'acqua, così. E voilà. E voilà. E ricopriamo. E sempre non saliamo, No. non oliamo, Scendiamo. non saliamo, va bene? Che c'è? No, dai. Sono sempre io quello che... Poi sono io quello che dice le cose cretine. Era bella questa, vieni. Non saliamo, scendiamo. Ma per Vabbè, favore. allora, dai. Non guardare la mia camera, quella è mia. Ma non la guardi. No, tu l'hai guardata Ma per se la prenderti metti il là primo sono piano. inquadrata anche io. Non la e tu devi fare conto che non c'è Anica. Ah, vabbè, devo fare Che Anica è l'indifferente. solo per me. Vabbè, allora. Andiamo a rivedere questo. Sì. Mettendo così. Abbiamo aggiunto il sale. Non so se noti, appena abbiamo aggiunto il sale, Che succede? si è afflosciata perché gli fa uscire i liquidi, Certo. capito?
E questa è pronta. Dobbiamo aspettare ora che si completa. Allora, il secondo piatto. Sai cos'è il secondo piatto? Radicchio, hai detto. Sì, faremo un rado. Che Radicchio si chiama, dai, non confondere le persone. Radicchio, Faremo ma questo che rado? così, e lo facciamo ammuttonato. Che a Napoli si dice mbuttunato. Ma è così il radicchio tutto intero, È no? tagliato C'è a l'altra metà. parte. Sì, Che io l'ho visto sempre solo nella No, busta. ci sono piante che nascono Non tagliate. lo sapevo che forma aveva. No, piante per risparmiare tempo che nasce tagliato. È così. A un certo punto la pianta si divide, penso tu e penso io. Ah, Così. quindi è tipo Questo è il radicchio. così, tipo una... Vabbè. Ora noi dobbiamo andare a condire questo radicchio per poi farne un piatto, Vai, proprio un secondo. ci sono pronta. Un secondo di verdura, perché la consistenza sarà questa. Cominciamo Allora. con... Speck. Allora, noi dobbiamo Sì, ammuttonare, che significa riempire. riempire. E come lo facciamo? E che ne Guarda, so? Prendiamo dello speck, guarda. Sì, Questi sono dei piatti che tu puoi fare così. ma non lo devi svuotare un po'? No. Questo sai che succederà? Appena tocchi un pezzo di specchio ti faccio saltare le dita. Bene, io mi metto avanti col lavoro, capito? Non si sa C'è mai. la pubblicità. Fai la rima? Allora, una bella rima per la pubblicità. Abbiamo usato lo speck, stiamo usando il radicchio e perché no? Le fave e verdure amare, consigli per i consigli. La rima? Buona? Ah, ti è piaciuta stavolta? Ah? Non era rima, Appena comunque, io vabbè. mi sono voltato, lei si è preso il pezzo e se l'è mangiato. Non le sai fare le rime. Consigli per i consigli, l'ho fatto. E abbiamo detto Allora, che riempiamo. Come lo eccoci. riempiamo questo? In questo modo. No, davvero? Quindi tra una foglia e l'altra? Sì, 3. No, ragazzi, scioccante. Io pensavo che lo mettessi tipo nella parte interna. Invece così all'esterno. No, però capisci, cioè internamente, invece così lo fai tutto ripieno. Pazzesco. Niente, non ti è riuscito sta cosa. Dai, veramente, guarda. Dove? Non c'è bisogno, non c'è Vabbè, dai, bisogno ci che fai vuole. così. Non c'è Intanto- bisogno, si taglia Non è facilmente vero, lo non è vero, speck. ogni tanto ci vuole. Ogni tanto ci vuole, vabbè. E questo abbiamo messo lo speck dentro, così. Poi guarda che cosa facciamo. Allora. Ma prendi quella scodellina di vetro, per Certo, favore. questa piccola? Sì. Ecco. Prendiamo queste acciughe. Sì. Così. No, anche le acciughe Sì, metti, e le mettiamo- pazzesco, le ragazzi. prendi con una pinza le di acciughine, le acciughe, metti ma qua. c'è un po' di pane per queste? No. No. Nel frattempo guarda che faccio, prendo questa scamorza e guarda che sto facendo. Una, aiutati con la forchetta. Fai le slide di cosa? Di... E guarda. E anche la scamorza, guarda dove la sto mettendo. Stai vedendo? Sì, sto cercando di qua di... Esatto. Sto vivisezionando Un l'acciuga. macello ha fatto, non ci voleva niente a farlo, ma non le sa Ne fare. posso mettere due? Una. Una. Allora questa. E Dove io la intanto- metto? Aspetta, no, là. Ah, la metto qua. Una sola ne vuoi? Sì, Dai, sì, mettiamo sì. due? No, una. Vabbè. Ok, questo così, questo così. Ora un po' di sale, guarda. Un petit peu de sel. Lui intanto sta cucinando. Sta cucinando. Vuoi vedere come è diventato? Dai. Ah, è proprio è diventata tipo una passata. Bravo. Allora, Diminuiamo. Questo qua abbiamo messo il sale. Poi? Mi dai un cucchiaio e dell'olio. Grazie Stella. pazzesco, Dell'olio, ragazzi. olio. Metto qua? Grazie, un altro poco. Ma che ricetta stiamo facendo, ragazzi? Che ricetta? sempre molto Cioè, quando si vede la classe, capito? La classe, Stiamo. ma che ricetta? Ma che ricetta è? Che dice? Che ricetta? Dico, io non l'ho mai vista. Radicchio così, E diciamo anche noi che dobbiamo sta fare le cose che diventando- la gente non vede. Cioè, sta diventando tipo una pochette. Brava. Ora Ci guarda manca che la facciamo. tracolla qua, Esatto. ragazzi. Guarda, abbiamo una teglia da panchetti, ce l'ha ragazzi, una chiunque teglia da a pancake casa, ce l'ha no? chiunque. Questo lo mettiamo qua. Io la posso fare in una teglia normale? Sì, no, deve essere così, se no si allarga. E guarda che stiamo facendo, quel bell'olio con l'acciuga. Quest'olio con Stai l'acciuga. tagliando, vedo che ti avvicini. Lo andiamo a praticamente inglobare nel radicchio. Radicchio, bravo. Con l'acciuga, Mi pazzesco. dai, questo te la do? Sì. Questo me la prendo. Dai, guarda che c'è qua, ci vuole un po' di pane. E poi,
Com'è che si è tagliata così? Non ho fatto niente. Ma Allora, è un plum cake a radicchio, ragazzi. è un radicchio ammottonato, guarda, No, niente. guarda, guarda. Ma che ricetta è? Dello zio Totino. Che ricetta è? Una buona ricetta. Ricetta, che ricetta? Ricetta Allora, che cosa abbiamo e andiamo fatto? in forno, eh? 180 gradi, 20 minuti. Stavolta è vero. Ventilato o no, scegliete no. voi in base alla corrente che c'è quel giorno. Stavolta è vero. E abbiamo messo Una ricetta in forno. Una ricetta in forno, quindi che cosa abbiamo Completiamo fatto? l'alitra. Apriamo il nostro composto che è diventato così. Apriamo questo, guarda come è diventato. Pazzesco, E eh? li andiamo a inglobare. Li andiamo a mettere insieme. Ci avevate Inglobare pensato così. mai voi le fave con il... come si chiama quella? Come? Come si chiama? La Cavolo cosa. nero Cavolo nero e calicedde a Catania e capolicedde a Palermo. e cavolicelli. A Palermo. Quelli. Calicedde e mettiamo cavolicedde. È un po' volgare, eh? Perché? Perché tu sei sempre un po' volgare, Ma cavolo. perché? scusa? Cavolicedde. Ma cavolo, cioè E non poi sta, guarda in, che cosa in facciamo. televisione non sta. Qual Poi è ti un faccio vedere sinonimo, una cosa, ragazzi? eh? Un sinonimo. Sì, nonimo, poi c'è il no nonimo. No, un sinonimo. No dico, va. nonimo, sì. Me ne dai quelle favette? Sì, Mi dai anche quel cucchiaio, no? Quello Sì. sporco di... No, prendo questo, prendo ti do questa? No, E metto allora. pure le favette fresche, in modo che andiamo a incontrare queste signorine carine nel nostro primo. E mancia, ma santo Dio. E andiamo di pari passo così. No, metti la pasta lì dentro, Metto la dai, pasta, ragazzi, e aggiungo un quindi altro certo, poco un di certo acqua. sapore. Così, Buono. vado al massimo. Il sale che non abbiamo messo, se ti ricordi. No, non l'abbiamo messo. C'è un motivo perché non l'abbiamo messo. Perché? Dov'è Flavio? Perché il sale non l'abbiamo messo perché ci sarà un ingrediente segreto a un certo punto, ragazzi. E allora, prendo un buon pecorino romano, Buono? di quello buono, buono. Sai che il pecorino romano si fa in Sardegna? Non lo sapevo. E invece sì. Andiamo Si a chiama tagliare. pecorino- E abbiamo tagliato, guarda, abbiamo tagliato il pecorino, 1, 2 e voilà. Ed è uscito. Buono. Cosa facciamo con questo pecorino? Lo assaggiamo? tagliamo? No. No. Vabbè, assaggialo, tieni. Lo tagliamo a metà e andiamo a scagliare in questo modo. È buono, buonissimo. Buono, sì. E fate queste slide di pecorino romano. Signor slide, una pattana del chionnuto. Mi Poi- servono poi, vabbè, ma tu Poi- fai Catania. Mi servono, non ce l'hai più. Incredibilmente ci prepariamo come se dovessimo impiattare l'impiattamento. Pazzesco, ragazzi. Giusto, Siamo questo lo pronti. mettiamo. 2 ricette, 2. Che dici per la minestra mi sa il cappello del prete? Secondo me È sì. giusto, è giusto. E allora, guarda che ti faccio. Prendiamo il cappello del prete, così. Adagiamo alcuni pezzetti di quel pecorino che abbiamo tagliato. No. Così. Poi la regina del pepe. Un altro poco. Perfetto così, guarda, perfetto. Abbiamo sporcato il piatto, va bene. Così diciamo. Questa è la base. A Coreografico. little bit of oil in this way. A questo punto abbiamo messo questo qui in modo che appena arriva la pasta calda questo Capito? fonde e ti darà, Fonde, vi ti dà darà quel l'aroma. sapore. Sai perché ti dà l'aroma? Perché? Perché è pecorino romano. È carina, cioè lei non le capisce, già arriva. Vabbè, allora siamo pronti per l'assaggio? Vado a prendere il nostro rado. Radicchio. Non devi mangiare quello, mi serve. È buono, ragazzi, è buono. Allora, Guardalo! 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 pronto? E allora facciamo una cosa. Ci trovate così, in un batter d'occhio. Ci trovate impiattati. In un batter d'occhio faremo... Ah, anzi, vi comunico che non c'è l'assaggio. Com'è il batter d'occhio? Vi comunico che non c'è l'assaggio. Ma che dici? Ma tu non decidi niente. Ce Siamo da l'assaggio voi. tra poco. Arriviamo! Giriamo così. Sì?
porti? Mi Ce ripresti l'hai il questo mestolo? Ecco, quindi Andiamo a smuncillare. pecorino romano messo sotto con un filo d'olio, un po' di pepe, che colpo di classe è, ragazzi. Metti sopra questa pasta con un insieme proprio di... Vabbè, ragazzi, che devo dire? Aspetta, non è finita qua. Perché sempre il nostro amico, ecco qua, Buona, eh? questo qua, questo sicuro che sparirà. Pronti, ragazzi? Pronti per l'assaggio? Guarda, e questi, No. e questi. Sì. Diciamo che ha un suo perché. Diciamo che ha un suo perché. E adesso passiamo all'assaggiamento. Allora. Questo lo togliamo, aspetta che tolgo un po' di cose. Come vuoi iniziare? Come vuoi iniziare? Ma come voglio iniziare? Dal primo, no? Certo. Allora, qui c'era un pezzo di pecorino, no? No, l'hai messo là, l'hai grattugiato. No, guarda che l'ho lasciato là. L'hai grattugiato là. Allora, Questo è il nostro primo. Mamma mia, Verdure care, amare, tieni le care. scioccante. C'è il cavolo nero, i cavoli ceddi e le fave, sia intere che secche. Seguendo le nostre ricette, Assaggiamo. anche voi le potete fare queste ricette qua. Assaggiamo. Guarda che faccio. E questo dovevi fare. Mamma mia, ragazzi, Assaggiamo. che shock. Che sciocco. No, scioccante. Mi prendi un altro cucchiaio e devo assaggiare pure io? Non ce n'è più. Come non c'è più? C'è il cucchiaio, io lo vedo da qua. Com'è? Questo contrasto con le verdure amare, il pecorino romano che dà quel tocco in più, quel quid. No, non ce l'ho messo il quid. Quel quid si dice così, dice quel tocco in più. Se Le non so fave, cos'è il quid, lei non lo sa. il pecorino, quel gusto così della pasta. Un tripudio di sapori, buonissima ragazzi, buonissima. Tripudio. Secondo me per lei è ottopudio, no tripudio. Buona. Ottopudio. Possiamo passare all'altra pietanza o no? Ma no, perché sto mangiando piano, perché Mi è calda. Prendi l'altra pietanza e impiattala. Una, due. E già tieno il piattino. Allora, Così. quindi, Quindi, come l'hai pensata questa ricetta? come l'ho pensata così? Anche Dal quella- proverbio, verdure amare, Buone. tieni le care. Anche quella del radicchio è particolare, eh? Prendiamo questo qui, radicchio, così. Senti la croccantezza del radicchio. La croccantezza del Il radicchio. ripieno. Il ripieno. No, qua non c'è il radicchio. Ancora no. No, la croccantezza la sento io al taglio. No, capito? niente, guarda, questa la devono fare per forza. Ok. Buona. Je vous en prie, madame, io questo te lo levo, se no tu non la finisci più. Madame. Sta bruciata! Sì! Si è bruciata! Sì! Il fumo dagli Dopo che si è occhi. bruciata ora le uscirà la voce. Ragazzi, mi è piaciuta questa Allora, pasta! ma Prego, prego. nulla è perduto, ragazzi. Andiamo a assaggiare il secondo, il nostro radicchio Witton. Radicchio ripieno, ammuttonato. Allora. Dai. Ai. È una sofferenza, capito? Che a fare. Ecco, ma fare una sofferenza per lei. Sentite il rumore? Un po' di radicchio lo posso Come ti è assaggiare? venuto in mente Non lo questa posso cosa del assaggiare un radicchio po'? con le cose messe dentro? Radicchio ammuttonato. Ma come l'hai pensato? Così, non lo so. Non lo so. Siccome tu hai detto che è una pochette, questo è un radic chic.
Che cretinata, ragazzi. L'ha detta Daniela questa, me l'ha Ah, suggerita no, questa lei. era bella, ragazzi. Questa era bella. Daniela è il direttore. Daniele di qua. classe già. Allora, Roffiana. radicchio di classe, E ragazzi, ce ne di alta andiamo. classe. Alla prossima, Buono. ma assaggerò un giorno. Provatelo. Provatelo. Delicato. Ciao. Raffinato, una bella forma, un bel sapore. Così, ancora basta. Alla prossima. Buona. Spaghetto spezzato con fave, cicoria, cavolo nero e pecorino. 300 g di spaghetto spezzato, 250 g di fave secche, 250 g di fave fresche, una cicoria, un cavolo nero, 50 g di scaglie di pecorino romano, sedano, carota e cipolla per il soffritto. Olio evo, sale e pepe, quanto basta. Radicchio ammottunato, ripieno, un radicchio trevigiano lungo, 3 filetti di acciughe, 200 g di scamorza bianca, uno spicchio d'aglio, 100 g di speck a fette, olio evo, sale e pepe quanto basta.